Banco di prova per la squadra di Napoli sarà la gara con la capoclassifica Foggia, che ha perso però il suo solitario primato a causa del pareggio avuto domenica scorsa con il Matera. La partita si svolgerà a porte chiuse per via della squalifica combinata al Foggia per i disordini avvenuti con il Pisa durante la gara dei play-off. Vedremo se l'Akragas terrà anche con una squadra forte come il Foggia o subirà come avvenuto con l'altra formazione blasonata dal passato in Serie A, il Lecce. La partita ricordiamo che terminò con una sconfitta per l'Akragas 4-1, ma certamente i biancazzurri, se saranno essere concentrati e determinati come con la partita con il Catania, potrebbero anche portare a casa il quarto risultato utile e muovere ancora la classifica. L'allenatore di Napoli a tal proposito ieri ha incontrato la squadra, sono infatti ripresi gli allenamenti e hanno discusso della partita scorsa con il Catanzaro e dei limiti di gioco che l'Akragas ha avuto durante la partita. Ieri agli allenamenti era assente il capitano della squadra Marino, a riposo per i postumi dell'influenza, mentre era presente il centrocampista campano Luca Palmiero, che si è allenato con il gruppo e le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento. La squadra continuerà gli allenamenti per i giorni restanti e partirà alla volta di Napoli in aereo sabato pomeriggio e proseguirà per Foggia in pullman. Intanto il quarto appuntamento ieri con la trasmissione sportiva a tutto campo di TVA. Tanti gli ospiti presenti: Stefano Valenti, presidente della FIGC di Agrigento, Angelo Caramanno, vicepresidente, Giuseppe Manzone, componente della delegazione, Gerlando D'Aleo, cronista di Sportube, e Antonio Lo Giudice, presidente dell'associazione arbitri della nostra provincia. Il corso per arbitri quando avrà inizio? Il corso per arbitri inizia ora a fine mese, a ottobre. Avrà la durata di 2 mesi e intorno prima di Natale faremo gli esami per corso per arbitri. Non è impegnativo, sono due lezioni settimanali in orari abbastanza comodi, pomeridiani, dopo le 18, presso i nostri locali che sono siti in via Matteo Cimarra ad Agrigento, l'ex Palazzo Aci come lo si conosce. Come dicevo poco fa, le iscrizioni sono aperte a tutti, però io voglio fare un invito in particolare alle società perché se riusciamo a pescare arbitri che provengono dal mondo del calcio, il lavoro ci viene molto facilitato perché già il ragazzino calciatore sa di calcio e conosce anche l'ambiente, quindi piuttosto che iniziare da un ragazzino che non ha mai fatto calcio e da zero, in cui è un impegno notevole riuscirla a fare crescere, se riusciamo a ottenere, avere anche queste sinergie con le società, con i ragazzi che, come diciamo noi, meno dotati magari, vogliono rimanere nell'ambiente del calcio, l'arbitraggio può essere, come dire, un'alternativa. È un'alternativa in cui, come dico ai miei ragazzi a cui ho fatto il raduno la settimana scorsa, è un'alternativa in cui c'è sogno. Il sogno è quello della Serie A, in cui si parte dai giovanissimi per arrivare in Serie A. Il nostro Rizzoli che ha fatto la finale del campionato del mondo anche con l'Ina, sono partiti, all'epoca c'erano gli esordienti pure, sono partiti dagli esordienti, cioè dall'ultima categoria, hanno fatto la trafila di tutte le categorie, perché la nostra associazione rispetto agli altri modi di fare sport per riuscire a centrare il risultato finale prevede che tu fai tutte le categorie in cui la federazione è organizzata.